Passo Tre Croci, eccoci qua, beccati in pieno. Passo Tre Croci verso Auronzo, sotto Valbona, beccati in pieno, eccoli qua. E il lupo non c'è, il lupo non c'è. E questo che cos'è? Eccolo qua. E siamo a 50 all'ora, vero? Guarda qua. Adesso c'è chi dice che è uno sciacallo, c'è chi dice che... Guarda che roba, vedi? Questo qua è un lupo, eh? Questi qua sono lupi, cari. Questi sono lupi. Questi sono lupi, non sono cani. Questi sono lupi. Altro che balle. Guardali qua. Appena presi. Vedi? E si mettono qua sicuro perché c'è il discorso dei cervi. Guarda che andare, vedi? Adesso 2 sono andati fuori dalla strada, mancano ancora 2. Guarda che roba. Li ho beccati, eh. Questo è un video che prova che ci sono i lupi in valle. Guardali qua, vedi che andare. Squadra un branchetto di 4, queste qua sono femmine sicuramente, 45 kg, sono grandine comunque, eh. Un po' più grandi di un lupo cecoslovacco, un pelazzo della Madonna. Eccole qua. Sapevo che c'erano, che mi ha mangiato le mucche quest'estate in Malga, però bisognava fare silenzio perché ci sono delle persone che preferiscono tacitare la cosa. Però adesso li ho presi e questi sono lupi, questo è il classico lupo italiano. Adesso li scanno, voglio vedere. Guarda che roba, guarda, impressionante, eh? Non cedono di mezza virgola, stanno correndo come bestie. Guarda che roba. Eccolo qua, guardalo, 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 guardalo. Pazzesco, guarda qua ce n'è ancora uno. Se adesso si mette in parte e riesco a fiancarlo. Questa è una femmina, anche quella di prima era una femmina. Sto qua ha una tempra della Madonna. Guarda che sta andando, sono 50 all'ora, eh. Sono 2 chilometri che corre come una bestia. Vieni in giù, ma... Guarda che roba, vedi? Guarda. Guarda, guarda, guardala, 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 guardala. Vedi? Eccola là.